Eccoci allora nel nostro spazio unghie. Dopo il trucco ti sei vista? Ti No, piace? sì, mi piace molto. Poi questo stacco col rosa, poi su Sì. quest'occhio così bello, scuro, insomma, mi piace molto. Sì. Allora adesso passiamo alle unghie. Hai allora delle unghie veramente bellissime, allora inquadriamole, cioè guardate, è lunghissima, cioè hai praticamente tantissima unghie e poi hai questa lunetta alla fine. Io invece ho un'unghia molto piccola e tanta lunetta, invece a me piacerebbe averle proprio come le tue. Iniziamo allora con la base. Tu la utilizzi, gli smalti li usi oppure? Sì, cioè li uso, però la base ogni tanto la metto. Come ogni tanto? Dipende dal Linda, tempo che stai ho. attenta a quello che dici. No dai, dimmi, perché cioè, certe volte sia cosa... Sì, magari dipende quando, cioè, se ho fretta, devo fare troppe passate di smalto, allora cerco di limitarle. La base la devi mettere sempre. No, lo so che infatti è meglio metterla. Solitamente che colori utilizzi? Ma mi piacciono molto quelli accesi. Quindi cioè- senza la base. Sì, infatti se metto il rosso è un po' un disastro dopo quando lo tolgo. E quindi magari dai... Sì. Cioè, adesso esistono quegli smalti che sono molto coprenti alla prima passata, Sì. e quindi magari metti la base sempre, Sì. poi con una passata sei a posto, un po' di goccine asciugasmalto, oppure compri un asciugasmalto come questo, così Sì. limiti i tempi di asciugatura. Sì. Allora, prima di procedere con il colore, chiedo un po' alla stilista che colore mi consiglia. Ti dico un po' le varie alternative. Allora, verde bosco, verde glitter oro, rosa perlato, credo molto chiaro, Sì, oppure un bel fucsia acceso deciso. Direi il fucsia. Questo che qua? ci sta, sì, sì. Procedo? Sì, vai con quello. Se lo dice lei, andiamo col fucsia. vuol dire che c'entra. Allora, lo applichiamo monocolore su tutte le unghie. Sì. Insomma, puliamo il pennello e iniziamo. Così. Vedi, con questo qui, con una sola passata è già molto coprente. Sì, sì, infatti, è vero. Dopo dipende che smalto uso. Eh sì. Così. È che ci sono quelli che devi fare molte passate, dopo un po'. Dopo Ci sono un po'. quelli che magari costano. No, no, è costano di vero. meno. Dopo poi non si asciugano mai, mi fa venire il nervoso. Se lo mettiamo un altro po'. Questo qua magari l'hai utilizzato un po' di più, è un po' più secco rispetto sì. agli altri. Ti consiglio di magari non buttare quelli che ti possono sembrare secchi. Ovviamente se ce l'hai da 10 anni diciamo che è ora di buttarli, però di non mettergli insomma l'acetone come magari molti pensano, perché ovviamente l'acetone serve per togliere lo smalto, quindi se noi lo mettiamo all'interno dello smalto andremo a seccare tutto. Quindi esistono sia delle soluzioni per diluire gli smalti, però all'interno puoi mettere anche dell'alcol se vuoi. Ok. Un paio di gocce e poi dopo quello va insomma... bene? Sì, sì, un po' di gocce, lo agiti e torna liquido. No, perché una volta l'avevo fatto con l'acetone e è venuto un po' un disastro. Cioè non ti è venuto in mente che magari l'acetone serve No. per togliere? No, il problema è che era azzurro, è diventato bianco. Ecco, Così, e ma quindi è cambiato dici- colore, quindi c'è proprio Sì, inutilizzabile. forse c'è qualcosa che non va. Sì. Va bene. Adesso sull'anulare allora procederei con una riga di questo smaltino glitter, Sì. che sono quelli che si possono utilizzare sia con la punta, cioè direttamente come se fosse una penna, però si possono anche svitare, così, e abbiamo il pennellino molto sottile, con cui possiamo fare delle linee. E allora lo applichiamo in verticale creando diciamo, tipo un muro divisorio, diciamo, una linea divisoria nell'unghia. Quindi ci posizioniamo qui e tiriamo giù, così. Ruotiamo così facciamo vedere. Abbiamo proprio creato una metà, ora ne prendiamo un altro po', così. Adesso con l'acrilico blu
ne versiamo un po' qui sul nostro supporto, qua. Poi prendiamo un pennellino, questa volta dalla punta corta e sottile, come questo, e andiamo a disegnare un cuoricino, ma per San Valentino. Ci sta. Ci sta, no? Sì. E lo disegniamo magari qui. Qui nell'angolo. Molto semplice. Vedete? Abbiamo realizzato, si vede, sì. Noi abbiamo la tutta lunga fucsia, la linea glitter e quindi questo cuoricino, e poi per il resto ne realizziamo alcuni facendo una V. Proprio una V vengono dei cuoricini. Vedi? Sì. Cuoricini molto semplici, quindi insomma ruotiamo, aspetta, un altro pochino, così facciamo vedere. Qui abbiamo fatto un cuoricino, io lo lascerei con l'interno fucsia, così si vede di più. Sì. Se invece vuoi puoi colorarlo tutto, così insomma viene blu. Quindi lascerei la parte di questa, insomma la parte sinistra la lascerei fucsia. Invece questa parte qui la lascerei con questi cuoricini, insomma molto carina. Sì. E quindi insomma adesso io direi di guardare insieme la mia seconda rubrica. Oggi vedremo come realizzare insieme una nail art ispirata a San Valentino. Ci stiamo avvicinando al periodo degli innamorati e quindi ho deciso di insegnarvi a ricreare sulle unghie una nail art veramente molto romantica e ovviamente molto semplice da realizzare. Allora, servirà come al solito una base per lo smalto, top coat, smalto viola, acrilico bianco, acrilico nero, acetone se ci sbagliamo, dotter, stuzzicadenti, penna correggismalto e dischetti di cotone. Allora, cominciamo. Ho già steso una base sulla mia unghia, io ho deciso di realizzarla sull'anulare, poi ovviamente come al solito voi siete liberi di realizzarle su tutte le unghie, sull'anulare, sul pollice, come più volete. Prendo lo smalto viola, insomma lilla più che viola, e realizzo una French. Realizzare la French è molto semplice perché basta allora appoggiare il dito, pulire bene il pennello da una parte, poggiare il pennello sull'unghia e ruotare il dito. Ripetiamo l'operazione e come vedete abbiamo già realizzato una French in 2 secondi praticamente. Adesso insomma aspettiamo un pochino che asciughi e prendiamo l'acrilico nero e l'acrilico bianco. Allora apriamo, io inizio dal nero e andiamo a realizzare 2 gattini con il dotter. Allora prendiamo il dotter dalla punta più grossa, questa qua, e andiamo a realizzare il corpo del gattino maschio. Quindi come facciamo? Intingiamo la punta nel colore, così vedete che abbiamo già preso il nero nella punta grossa, e andiamo a realizzare un pallino sulla nostra French. Insomma, scegliamo la posizione più comoda per noi e realizziamo proprio un tondo. Così, abbastanza grosso, insomma, perché si presume, insomma, che il gattino maschio sia quello più grosso, insomma, rispetto alla femmina. Insomma, facciamo bene il nostro tondo, così, questo sarà il corpo, e adesso facciamo la testina, quindi un cerchietto un pochino più piccolo, sopra, attaccato. Così, abbiamo fatto un pallino piccolo. Poi prendiamo un dischetto, puliamo un po' il nostro dotter e prendiamo lo stuzzicadenti, lo intingiamo sempre nello smalto nero e andiamo a realizzare le orecchie. Quindi prendiamo un po' di colore e poi facciamo insomma come 2 antennine per capirci. Tiriamo leggermente verso l'alto così, come vedete il nostro gattino sta già prendendo forma, sembra più un diavoletto così devo dire. Adesso realizziamo la coda, quindi prendiamo sempre con lo stuzzicadenti un po' di nero e andiamo a realizzare la codina che scenda sulla nostra French.
Prendiamo un altro po' di nero. Così, una codina così. Puliamo lo stuzzicadenti e adesso facciamo la stessa cosa con il bianco. Agitiamo un po', apriamo. Se aprite il tappo consumate meno prodotto rispetto a metterlo sul solito dischetto di plastica, infatti questa volta ho deciso di non utilizzarlo. Quindi insomma stesso procedimento, con la punta del dotter pulita prendiamo un po' di smalto bianco e andiamo a realizzare il corpicino della ragazza, insomma della donna, della micetta. Quindi prendiamo un po' di smalto bianco e lo andiamo a posizionare vicino al maschietto. Quindi creiamo sempre il corpo, magari andiamo anche un po' sul nero così diamo l'idea che i due siano veramente molto vicini. Il corpicino della micetta è stato realizzato, facciamo la testa, ovviamente più piccola rispetto al corpo, mi raccomando. Basterà insomma solo poggiare il dotter, così. Puliamo, con lo stuzzicadenti andiamo a fare le orecchie. Mi raccomando, mano sempre molto ferma, appoggiatevi su un tavolo oppure sul polso dell'altra mano. Facciamo le orecchie, anche sue. Tac. Andiamo a realizzare la codina che si intersechi con la coda del maschio. Così. Sì. E adesso come tocco finale prendiamo il dotter dalla punta sottile, sporchiamo un po' la punta del dotter nel nostro smalto, così, e andiamo a realizzare dei cuori facendo una V, molto semplicemente. Magari possiamo farlo qui, una semplice V. E verranno dei cuoricini, ne facciamo 3 insomma numero perfetto, un altro qui. Quando il tutto sarà asciutto basterà applicare un po' di top coat e la vostra nell'arte di San Valentino è completata. Io spero vi sia piaciuta, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Linda, allora stiamo per concludere il tutto, quindi allora il trucco, le unghie. Forse non hai tutto questo interesse, cioè tra virgolette questo stupore nel vedere il vestito oppure sì? Sì, dai, cioè alla fine sono curiosa di sapere Tu come ti saresti vestita? Oddio. Un vestitino, Sì, un pantalone? No, avrei messo un vestito comunque, magari aderente. Poi, non so, magari anche una gonna a vita alta con un top. E secondo te la tua collega Desiree che cosa ha pensato per te? Vediamo un po' No, secondo me se sempre... accettano scommesse. Vediamo. Cioè, per me è sempre un abito, tanto conoscendomi. Quando esco metto sempre Poi insomma voi vi conoscete da tanto tempo. Sì, da 2 anni. Sì. Quindi più o meno poi stando sempre in classe insieme, sì, tutti i giorni. Un po' ci conosciamo comunque. Allora insomma per togliere ogni dubbio Desiree fatto, sì. Perfetto, vieni. E giriamo la sedia. Vediamo un po' se Linda ha azzeccato quello che hai. Bello! Ti piace? Sì, molto. Bello, è un vestitino. Sì, dai, ma te la parola sei più esperta. Ho pensato appunto a un vestitino abbastanza aderente, con questo volant o comunque del peggio nero, sempre dello stesso tessuto, e avevo pensato di farlo in Mikado. Perché è un tessuto Mikado, che è un tessuto abbastanza rigido. Mi era venuto in mente uno snack cioccolato. Cioccolato. Ce l'hai qui nella tua... Qui. Quale? Vediamo. Questo è qui. Mikado? Sì, esatto. Un tipo lucido. Sì. Facciamo vedere. È molto lucido. Sì, esatto, è abbastanza rigido, ha una consistenza appunto... È vero, è rigido.
questo appunto è perché tutto? sì, esatto, avevo pensato sia per il tubino perché comunque è abbastanza questo effetto rigido e soprattutto per la parte piegata che esatto, sì. Infatti dà secondo me volume. più che spiegarlo a lei lo devi spiegare a me, che vedo che lei mi cado, sì ho capito, io invece non avevo capito niente, quindi insomma rivolgiti anche alla povera Valentina che non capisce di vestiti. Quindi allora tutto il vestito fatto in questo tessuto, sì, esattamente. Okay. Quindi metà fucsia, no che colore sì, è? È un fucsia e nero, esatto, con all'interno il contrasto in bianco. Sempre così? Sì, esatto. E poi ho pensato di metterci alla vita un'applicazione, una cintura che va a gancio. In che tessuto? È sempre, può essere anche in pelle, tranquillamente morbida, che quindi riesci... che si aggancia proprio sì, esatto. Così. Va bene? Quindi proprio stringe? Sì, sì, non troppo esagerato, però insomma evidenzia, evidenzia il punto vita. Sì. E ho pensato di abbinarli a dei tacchi alti, so che ti piacciono. Sì. Sei andata sul sicuro. Esatto. Sono décolleté insomma classiche. Sì. E come acconciatura invece ho pensato appunto... Li hai tagliati i capelli? No, sono molto accotonati. E quindi insomma una cosa diversa. Una acconciatura sì, un po' anni 60. Sì. Ma il vestito è asimmetrico? Sì, è asimmetrico, ha la parte nera che è leggermente più alta perché è applicata nel taglio, nella cucitura nel fianco e quindi appunto l'ho voluta fare appunto asimmetrica, più invece alta, dall'altra parte rimane tipo a fascia, diciamo. Sì, esatto, si collega con appunto la cucitura del fianco. E dietro quindi come rimane? Dietro sì. Cioè dietro abbiamo sempre una parte, una parte a punta e una parte... No, essendo c'è solo nel davanti, perché è proprio applicata nel fianco e quindi dietro è sempre tu avevi capito, fucsia. Sì, più o meno all'incirca sì, però poi dipende dalla sua interpretazione. E come bracciali, insomma collane, che cosa vedi? Vedo che hai lasciato tutto... sì, non ho applicato per questione di tempo, insomma. Comunque... Ma poi insomma anche per dire al fidanzato sono senza... Come c'è stato per l'anniversario di fidanzamento, la stilista aveva lasciato tutto il collo nudo, tutte le braccia nude della serie, regalami qualcosa da mettere. Un pensiero. Altrimenti comunque, cosa possiamo... Dei braccialetti magari che richiamano sempre il colore del tessuto del vestito, anche larghi, belli grandi così. Oppure una collana che ci può stare. Un girocollo come la Sì, vedi? esatto, un girocollo. Piccolino. Oppure non so, anche degli orecchini. Sì, può abbinare un po' a piacere, diciamo, quello che... E come borsa qui che cosa si potrebbe mettere? Beh, una pochette oppure anche la tracolla con magari il molto fine comunque come... Con le tracolline piccoline, sottili, tipo che finisce... Non quelle con la catena? No, pensavo sempre quelle. Tipo pelle magari che riprende, o nera adesso comunque. Sì, io la metterei però nera, sottile, ci sta. sottile e che finisca sempre come pochette verso il basso. Insomma. Ma dove andate insomma a festeggiare? Andiamo in un ristorante di pesce a Rizzone. Vabbè, quindi vicino dalle tue parti insomma. Sì, e dopo farete magari una passeggiatina? Sul lungomare. Sì, anche se è inverno, dai. Beh, ecco, sopra cosa mettiamo? Sopra... Visto che è così, ma sicuramente questo abito si può sfruttare sicuramente in estate. Sì, anche. Però sopra che cosa possiamo mettere? Qualcosa di lungo, qualcosa di corto? No, pensavo qualcosa di largo, adesso cappottino? Sì, esatto, ma comunque largo, sì. E corto, perché così lascia... corto così Sì, esatto. Vabbè, sì, bella l'idea. E va bene, tipo che esce il vestito di sotto? Esatto, sì. Io invece l'avrei messo magari lungo da coprire, invece... No, proprio largo, con magari questo effetto ondulato per richiamare la parte... Nero. Esatto, sì, comunque...
Esatto. Allora Linda, come ti sei trovata qui in panni diversi, non in panni da comunque stilista? bene, un po' più tranquilla magari. Non hai dovuto lavorare, insomma alla fine ho fatto tutto io, sì, quindi magari però la prossima settimana torni a lavorare. Esatto. E chissà magari che la prossima volta non facciamo uno scambio, piano piano truccherò un pochino tutti voi, insomma anche per ringraziarvi di far parte del nostro programma. Io insomma prima di chiudere ringrazio come al solito il negozio Angel per i vestiti che mi fornisce e niente, insomma io vi saluto, vi do l'appuntamento a mercoledì prossimo, niente, un bacio, ciao! Ciao! E siamo giunti al termine anche per questa puntata. Vi ricordo come sempre, per chi volesse seguire la puntata appena terminata e le altre può guardarci sulla pagina Facebook oppure nei nostri canali YouTube, e poi vi anticipo il tema della giornata di domani, la puntata di giovedì, e quindi è dedicata a Più Bio, dedicata al mondo della natura. La protagonista di domani sarà la salvia, una pianta sempreverde altrettanto nobile così come le piante che abbiamo approfondito nelle precedenti puntate, e oltre a scoprire tutti quelli che sono gli effetti fitoterapici benefici appunto di questa pianta sempreverde, vi illustreremo anche una squisita ricetta, dunque non mancate.